Il caso più eclatante degli ultimi mesi, rimbalzato sulle cronache nazionali, è quello del bimbo di Cittadella, vittima di una logorante contesa tra i genitori, strappato poi con veemenza ai compagni di classe in nome di una legge che troppo spesso dimentica la parola sensibilità. Abusi, maltrattamenti, violenze. Si stima che anche in Veneto i diritti dei minori vengano calpestati almeno 7 volte su 1000 in ogni forma, in ogni modo, soprattutto in contesti sociali aggravati dalla crisi economica che rende le famiglie sempre più povere. Questo è un indice di vulnerabilità altissimo perché già questa situazione ci dà l'idea di quali siano i primi diritti fondamentali, mi riferisco alla nutrizione, alla casa, alla salute, all'istruzione, in cui questi minori non si trovano in condizioni di beneficità. Di tutto questo si è discusso nel corso di un convegno dal titolo Il minore al centro, che ha voluto richiamare alla massima responsabilità educatori, giornalisti, operatori e magistrati, soprattutto alla luce di alcuni dati inequivocabili. Esistono alcune statistiche, alcune ricerche in materia che stimano nel 75% le denunce false di abuso in caso di separazione conflittuale tra coniugi, e questa è una tematica che non possiamo sottovalutare. Non possiamo abbassare la guardia sul fenomeno abuso, ma non possiamo nemmeno ipersensibilizzare al problema, perché rischia quello di creare molti falsi positivi.